Bueno, hoy estamos aquí para presentar un producto llamado Hipervetro, una resina epoxi de 2 partes especial para aplicarse en superficies verticales. Aquí creamos un escenario para mostrarle esta aplicación. Aplicaremos Hipervetro solo en esta parte para ver la diferencia entre una parte y la otra. E diamo ipervetro solo in questa parte, così vediamo anche la differenza tra una situazione e l'altra situazione. Podemos proceder. Prepariamo l'area per questa dimostrazione. Ecco, abbiamo preparato la parete, abbiamo messo lo scotch per delimitare. Aquí preparamos la pared. Colocamos un poco de cinta para delimitar el área que nos interesa. Aquí está la cabina de la ducha. Es importante recordar que este producto debe aplicarse sobre una superficie que ya esté seca. Y debe prepararse primero con Joya, como en este caso, o con 2 capas de vetro diluidas al 80% para crear una barrera entre Instinto que absorba mucho e Hipervetro. Oppure con 2 mani di vetro diluito all'80% in modo di fare una barriera tra Instinto, che è molto assorbente sotto, e Hipervetro che andiamo ad applicare adesso. Ahora miremos los detalles de la preparación y la aplicación. Del prodotto e dell'applicazione. Allora, vediamo come fare per la preparazione. Para prepararlo mezclamos los 2 productos, componente A y componente B. Los 2 productos equivalen a 1 kilogramo. Luego se mezclan individualmente y se vierte el más líquido en el más sólido. E dopo che li abbiamo miscelati singolarmente, luego se revuelven por no más de 3 minutos. De lo contrario, el proceso catalítico comienza. E andremo a mescolare per un tempo non superiore ai 3 minuti, altrimenti inizia il processo di catalizzazione. Bene, possiamo procedere all'applicazione, carichiamo un po' di prodotto. Ahora se procede con la aplicación. Trataremos de usar poco material, porque de ser necesario, se puede aplicar una segunda capa mañana. Perché se necessario possiamo dare domani una seconda mano. Ecco, è bellissimo, si vede da... Aquí el efecto de vetro ya es hermoso. L'effetto che dà questo vetro che fa diventare molto più bello quello che c'è sopra. Vemos que se torna ligeramente blanco en las venas, pero es normal. Un po' più di materiale, qui tende leggermente a sbiancare. Questo per forza perché il materiale stesso è un po' bianco, quindi mettendone una grande quantità, leggermente bisogna tener conto che sbiancherà. Es bellísimo, es ya estupendo questo vetro. Ahora se remueve la cinta y se deja secar, y mañana por la mañana podemos aplicar una segunda capa de ser necesario. Sin embargo, no lo haremos. Perché adesso, ovviamente, se lo tocco restano le ditate, ma domani mattina possiamo tranquillamente dare la seconda mano, se vogliamo, noi domani non la daremo, ma do l'indicazione che se necessario, se vogliamo proprio riempire le vene, l'indomani si può dare la seconda mano. Comunque domani lo tocchiamo, vediamo com'è. Passata la notte, eccoci qua, è bellissimo il tacto. Ha pasado la noche, es hermoso al tacto y parece vidrio, así que digamos que ya puede estar terminado. Ahora le mostraremos algo muy importante, que es el sellado, donde podría filtrarse el agua. Adesso qua non possiamo farlo, ma l'applicazione è esattamente la medesima. Adesso quello che vi facciamo vedere invece è una cosa importantissima, è che dobbiamo sigillare dove potrebbe entrare dell'acqua, visto che
abbiamo un flusso costante d'acqua, dobbiamo andare a chiudere i punti di passaggio. Ahora voy a mostrarle. Qui abbiamo finito il nostro set. Aquí nuestro escenario está completo. Ponemos este vidrio para diferenciar las dos áreas. Aquí podemos tomar una ducha. Siempre recomendamos aplicar 2 capas. Este producto es muy bueno para aplicaciones verticales en cabinas de ducha, pero también es muy útil como protección en superficies horizontales. Il prodotto va benissimo per il box doccia, ma è anche utilissimo per superfici orizzontali, quindi nasce denso per essere applicato in verticali, ma può essere usata come protezione per qualsiasi superficie. Gracias y diviértase.